Allora, per essere chiaro, a Villa Simius, al villaggio turistico che ha 2000 posti letto, non arriva un pesce prodotto, pescato in Sardegna. Vado in un'altra zona, in Baronia, zona che dal punto di vista agricolo dovrebbe sommergerci di prodotti. Non c'è una foglia di insalata che negli alberghi di Cala Liberotto sia prodotta in Sardegna. Allora io vorrei che voi ragionaste attorno a questo. Io non sono un autarchico che vuole mangiare soltanto insalata prodotta a Sardara, pesci pescati a Villa Simius, eccetera, eccetera. Però vorrei che, vista l'eccellenza dell'ambiente che la Sardegna ha, il Sole 24 Ore in mezzo a tutti i disastri della pagella sociale, ha messo la Sardegna al primo posto per l'ambiente. Allora, possibile che non ci debba creare il reddito? Se il reddito di Sardara fosse regionalizzato sarebbe bello, ma non è staici. Sardara è un'eccezione. Trovare ceci sardi o lenticchie sarde è una eccezione, non è la regola. Allora, può anche non essere la regola perché i temi sono quelli del mercato globale, come diceva Mimmo Zedda, però noi non produciamo, noi non, che siamo una regione agro-silvo-pastorale, non siamo una regione di produzione agro-silvo-pastorale, perché 9 pesci su 10 arrivano da fuori, 7 bistecche su 10 arrivano, è carne che arriva da fuori, l'insalata, il prezzemolo arrivano da fuori. Cioè non abbiamo messo la produzione agricola al centro e io ritengo che da questo punto di vista anche le associazioni di categorie debbano proprio pronunciare il proprio mea culpa, perché hanno pensato più all'assistenza, all'assistenzialismo, al patronato anziché alla produzione. Cioè l'obiettivo deve essere lo scaffale del supermercato, non la piccola pratichetta. Con questa breve introduzione, Fabio Cois, prego. Grazie. Grazie, dottor Mameli. Grazie. Intanto consentitemi di esprimere anche la mia felicità, diciamo, di partecipare ad un convegno come questo, visto che mi viene consentita, data l'opportunità, di parlare di un settore che non sia quello del latte ovicaprino, perché in queste settimane non ho fatto altro che partecipare ad assemblee dove si fa uno sforzo immane per cercare di serrare le fila anche con le altre organizzazioni di categoria per riuscire ad ottenere un qualcosa che comunque ci consentirà, almeno lo speriamo, di avere risultati migliori anche in quel settore. Ma dicevo che è importante che si parli anche d'altro, perché devo riconoscere che tutti i settori qua in Sardegna non stanno bene, non è solo il settore ovicaprino che soffre, ma sono tutti i settori. E allora devo dire che comunque quello che diceva il dottor Mameli, perché è vero che le organizzazioni sono vecchie, se vogliamo anche considerare l'età della mia organizzazione che ormai ha superato i 60 anni di vita, grazie anche ad un uomo illuminato come lo era Bonomi, ed è anche vero che forse, Martino, qualche colpa dobbiamo assumercela. E noi siamo abituati a metterci la faccia come organizzazione, perché come sbaglia l'agricoltore nel coltivare la propria terra, possono sbagliare anche le organizzazioni di categoria che talvolta possono dare l'impressione di essere distratte, se vogliamo usare questo termine. Però è anche vero, e qui forse proprio dottor Mimmo Zedda lo può testimoniare,
come per il settore ovicaprino erano mesi che si lavorava alla costruzione di una nuova iniziativa che è quella della stanza di compensazione per il latte ovicaprino, e quindi sì, qualche volta si può dare l'impressione di essere distratti, però non si può dire che non si stia lavorando, perché da questo punto di vista forse è una nostra carenza come organizzazioni, ci metto dentro anche Martino, perché forse manchiamo di comunicazione. Però vi inviterei a tutti quanti di controllarvi la documentazione che Coldiretti anche a livello nazionale propone ai lettori e propone anche ai propri soci. Questo lo dico per introdurre un argomento che riguarda appunto la nostra cerealicoltura, che la nostra confederazione, per soprattutto iniziativa del nostro presidente nazionale Marini, sta cominciando, qualcuno potrebbe dire vabbè alla buon'ora, però intanto lo stiamo facendo. Intanto la costituzione di quell'associazione che a livello nazionale viene chiamata Mercati di Campagna Amica e che si sta dando da fare, perché come fondazione l'obiettivo è quello di raggiungere almeno 2000 punti vendita di questi prodotti a livello nazionale, quindi quelli che vengono denominati prodotti a chilometro zero, e questo non si può negare che sia un'iniziativa di Coldiretti. Ed inoltre, per quanto riguarda appunto il settore della cerealicoltura, la costituzione di una nuova holding che è promossa dalla Coldiretti insieme a Consorzi Agrari d'Italia e con protagonista appunto il sistema dei consorzi agrari, ed dovrebbe, almeno l'augurio è questo, essere destinata a creare una rappresentanza che possa combattere quelle che sono le distorsioni all'interno del settore. Appunto perché lei citava ciò che io ho un direttore che per esempio, un direttore regionale che viene dalla campagna e che spesso usa questo esempio. Dice: ma voi sardi che tanto vi muovete e tanto vi arrabattate per il pecorino sardo, per il pecorino romano, dice: io sono venuto qua in Sardegna e mi capita spesso di dover andare a mangiare nei ristoranti di Cagliari e non trovo un ristorante dove spesso mi viene fornito il pecorino per condire la pasta. Questo per dire che siamo noi stessi poco capaci a valorizzare i nostri prodotti. E questo lo dico anche perché l'esempio che faceva il dottor Mameli, che riguarda appunto ciò che noi mangiamo, che spesso siamo costretti ad utilizzare nelle nostre tavole, prodotti che non sono locali, non sono territoriali. E l'esempio che faccio è quello di un prodotto altamente tipicizzato qua in Sardegna, che è quello del pane carasau. Il pane carasau viene realizzato qua in Sardegna con circa il 70% di grano che proviene dall'estero. E aggiungo anche di più. Una pasta, senza che qualcuno si senta offeso, però io, essendo un rappresentante sindacale, però ecco, lo devo dire, ecco, una pasta che viene denominata pasta di Sardegna, che però grano sardo ne contiene una minima parte. Ecco, su questi punti che lei denunciava sfonda una porta aperta, perché da parte della nostra organizzazione c'è un'attenzione particolare a questo. È un'altra iniziativa che stiamo cercando di proporre, coinvolgendo quello che sono le cooperative, se vogliamo ancora continuare a parlare anche del settore lattiero-caseario, per creare una società attraverso l'UNCI Coldiretti che raggruppa quelle che sono le cooperative che vorrebbero in qualche modo misurarsi su quello che è il mercato dei prodotti lattiero-caseari realizzati in Sardegna per fare fronte a quello che è lo strapotere del mercato in mano agli industriali privati.